A Raffadali un minorenne fugge ad un posto di blocco della polizia stradale impegnata nelle normali procedure di controllo del territorio, provocando un incidente. Il protagonista della vicenda, dalle informazioni acquisite, sarebbe un minorenne alla guida di uno scooter, una moto 125 Honda, peraltro non sua. Il giovane è scappato al posto di controllo in quanto sprovvisto di assicurazione, provocando però un incidente, come si vede nel video, in cui è rimasta coinvolta un'altra auto, una Punto Nera. È successo tutto ciò nel pomeriggio della giornata di ieri nel centro storico di Raffadali. Il protagonista, dalle prime informazioni, è appunto un giovane alla guida di uno scooter. Dalla prima ricostruzione dei fatti, il conducente del mezzo a due ruote avrebbe tentato di eludere il posto di controllo, andando poi a sbattere contro l'auto, quindi la fuga a piedi tra i vicoli del centro. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenuti i poliziotti per continuare le ricerche.